poi piano piano evidentemente ha cominciato a scarrocciare, ha cominciato a rompere diciamo, gli ormeggi in qualche maniera e paro il vento se l'è portata sulla scogliera. Questi sono dei grossissimi danni. La nave è 130 metri di lunghezza, era vuota perché stava aspettando di entrare in porto per effettuare il carico, diciamo, e la ripartenza. Queste siamo a Ardenza, che sono a 500 metri da casa mia, uno spettacolo. Arrivederci, mi auguro che il comandante non venga destituito